Allora, siamo con un raggiante quanto stremato Flaviano Pinna al termine della semifinale che vi porta per la seconda volta in 2 anni in finale di Coppa Italia. L'anno scorso era 2, quest'anno ha un sapore ancora più dolce. Sì, non c'è paragone rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso aver fatto praticamente unplane, aver vinto tutto è stato bellissimo. Quest'anno è molto più difficile, l'abbiamo visto stasera, eravamo decisamente rimaneggiati, ma siamo riusciti con una partita diversa da come giochiamo solitamente, una partita di contenimento, loro fanno un grandissimo giro palla, abbiamo fatto una partita secondo me di altissimo livello con veramente tutti protagonisti, anche gli avversari, perché i gol sono stati tutti di pregevole fattura, per cui la gioia è veramente tanta, perché questo è il primo traguardo della stagione, cioè andarci a giocare un trofeo. Poi il campionato è ancora lungo, però intanto siamo in finale. Permettetemi di dire, scusate, che la formula è un po' particolare quest'anno, ne ho parlato già, non mi trovo d'accordo e lo dico adesso che sto in finale, perché magari averlo detto in un momento in cui si usciva sembrava brutto, però arrivare in finale dopo aver comunque eliminato Football 8 e anche la Venere in bikini, non me ne vogliono gli avversari, però è motivo d'orgoglio per il Cotton. Più soddisfatto della reazione dei tuoi ogni volta che venivano raggiunti sul pareggio o più soddisfatto per la freddezza dei tuoi che a 5 minuti al termine praticamente arrivano in porta con il pallone tra i piedi o tra la testa? Io sono soddisfatto di tutta la prestazione perché è stata veramente da un punto di vista agonistico perfetta. Non posso veramente che fare i complimenti, hanno seguito alla lettera quello che io e il Presidente abbiamo detto all'inizio partita. C'era la voglia di uscire un po' di più, invece abbiamo fatto due linee, anche perché quella Stella Azzurra secondo me bisogna giocare così, soprattutto con squadre come la Venere, perché il campo è piccolo, perché rubare palla e ripartire significa essere praticamente in porta, è un campo particolare nel suo genere, però se preparata in un certo modo la partita con i giocatori di oggi era obbligatorio far così. E i miei sono stati bravissimi, essere sempre comunque rimontati, aver pochi cambi rispetto alle ultime partite, però veramente complimenti ma per tutto, per tutte e due le cose che hai detto tu. Flash, perché sennò ci cacciano che inizia la partita seguente e avete tra una settimana un'altra volta la Venere in bikini, questa volta per l'obiettivo campionato. Adesso ci rilassiamo, adesso ci rilassiamo, io soprattutto perché è la seconda che mi strema, sono più stanco dei giocatori. No, scherzi a parte, è una cosa particolare, a volte capitava di vederlo no, in Serie A dove squadre che si incontrano nelle coppe e poi in campionato, per cui va bene così, sarà un altro tipo di partita, noi dovremmo arrivare con altri giocatori rispetto a questi, nel senso in aggiunta a questi ovviamente altri giocatori che in questo momento stanno facendo la differenza e quindi probabilmente saremo leggermente più sereni col Presidente, ma contro la Venere la parola serenità è una parola che non fa rima, per cui ce la giocheremo, abbiamo raggiunto la terza, speriamo di rimanerci perché è l'obiettivo che abbiamo da inizio campionato. Grazie mister.